Il GUP del Tribunale di Palermo, Paolo Magro, ha disposto il rinvio a giudizio di 9 dei 30 imputati coinvolti nella maxi inchiesta Xidi, eseguita dai Carabinieri del Rosso nel febbraio 2021, che avrebbe fatto luce sul mandamento mafioso di Canicattì e sui rapporti tra le varie famiglie mafiose che lo compongono. La stessa inchiesta avrebbe pure svelato i componenti della nuova stilla che si sarebbe contrapposta alla famiglia di Cosa Nostra. L'unico assente la cui posizione è stata stralciata è il superlatitante Matteo Messina Denaro. Stralciata anche la posizione di un imputato, Giuseppe Giuliano, nato in Francia ma residente a Delhi a 56 anni, causa Covid. Nell'operazione fu arrestata anche l'ormai ex avvocato Angela Porcello, ritenuta organica all'associazione mafiosa che negli scorsi giorni ha manifestato la volontà di collaborare con l'autorità giudiziaria. La donna è stata ammessa a rito abbreviato. Nell'udienza è stato sottoposto ad esame l'imputato Simone Castello, ritenuto dagli inquirenti personaggio di spessore e di collegamento negli anni passati con l'ala stragista dei Corleonesi. Castello ha negato ogni addebito, così come ha fatto sempre un altro imputato, Calogero Paceco, con dichiarazioni spontanee. A processo con il rito ordinario, con la prima udienza fissata il 23 marzo davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Vilma Angela Mazzara Vanno, Giuseppe Falsone, boss ergastolano di Campobello di Licata e capo provinciale di Cosa Nostra. Antonio Chiazza, 51 anni di Canicattì, Pietro Fazio, 48 anni di Canicattì, Santo Gioacchino Rinallo, 61 anni sempre di Canicattì, Antonio Gallea, 64 anni di Canicattì, Filippo Pitruzzella, 60 anni, ispettore della polizia in pensione, Stefano Saccomando, 44 anni di Palma di Montechiaro, Calogero Lo Giudice, 47 anni di Canicattì, Calogero Varenti di 57 anni, residente a Canicattì. 20 invece a processo con rito abbreviato, che in caso di condanna prevede lo sconto della pena di un terzo. Per loro l'udienza continua il prossimo 17 marzo con la requisitoria del pubblico ministero. Si tratta di Giancarlo Bugea, canicattinese, figura apicale dell'inchiesta ed ex compagno dell'avvocato Porcello, Angela Porcello, 51 anni di Naro, Luigi Bonocori, 69 anni di Ravanusa, Luigi Carmina, 55 anni di Caltanissetta, Simone Castello, 71 anni di Villafrati, Emanuele Cigna, 21 anni di Canicattì, Giuseppe D'Andrea, 50 anni, assistente capo di polizia di Agrigento, Calogero Di Caro, 74 anni, boss di Canicattì, Vincenzo Di Caro, 40 anni di Canicattì, Gianfranco Gaetani, 53 anni di Naro, Giuseppe Grassadonio, 50 anni di Agrigento, Annalisa Lentini, 41 anni di Agrigento, Gaetano Lombardo, 64 anni e Gregorio Lombardo, 66 anni, entrambi di Favara, Antonino Oliveri, 36 anni di Canicattì, Calogero Paceco, 56 anni di Naro, Giuseppe Pirrera, 62 anni di Favara, Giuseppe Sicilia, 42 anni di Favara. L'indagine, coordinata dai magistrati della DDA di Palermo, Geri Ferrara e Gianluca De Leo e Francesca Dessì, ipotizza anche una serie di estorsioni, in particolare nel settore delle mediazioni agricole. Un appuntato della polizia penitenziaria, Giuseppe Grassadonio, inoltre accusato di rivelazione di segreto d'ufficio aggravata perché avrebbe rivelato all'avvocato Porcello il trasferimento in un altro carcere del detenuto Giuseppe Puleri, presunto mafioso vicino, nonché parente del boss ergastolano Giuseppe Falsone. Infine, 2 avvocati di Canicattì, Annalisa Lentini e Calogero Lo Giudice, sono indagati di falso e procurati in osservanza di pena perché avrebbero insieme alla collega Porcello falsificato la data di spedizione di una raccomandata al fine di rimediare a un errore nella presentazione dell'atto di appello di una condanna nei confronti di un cliente della Porcello che era diventata definitiva.